TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte del 27 settembre a Castelfranco Veneto, i carabinieri hanno arrestato un 26enne marocchino di seconda generazione originario del Beneventano e residente in provincia di Padova, nonché un 19enne di origine marocchina, anch'egli residenti nel Padovano, entrambi operai e incensurati. I due, controllati in via Staizza nei pressi di alcuni locali notturni in evidente stato di alterazione, si sarebbero rifiutati di fornire le generalità, tentando poi di sottrarsi al controllo aggredendo i militari e cercando di impossessarsi dell'arma individuale di uno di essi. L'intervento si è concluso grazie all'utilizzo dello spray irritante in dotazione, che ha consentito di immobilizzare e mettere in sicurezza i soggetti, successivamente portati nelle camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Castelfranco Veneto, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nessuno dei militari è rimasto ferito, così come i due soggetti trattenuti. E il 26 settembre a Spresiano i carabinieri e il NIL di Treviso hanno effettuato un mirato servizio di controllo nel settore della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro. Sono stati denunciati in stato di libertà e sanzionati un cinquantenne originario di Catania, amministratore unico di una società di logistica con sede a Treviso, per omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, e un 32enne di origine marocchina residente a Villorba, titolare di una ditta individuale operante a Spresiano, per aver impiegato un lavoratore senza regolare contratto e senza averne dato comunicazione al centro per l'impiego. Le due aziende sono state sottoposte a chiusura temporanea, con obbligo di regolarizzazione ed elevate ammende per 30.000 euro. L'attività ispettiva è stata promossa dalla stazione Carabinieri di Spresiano anche alla luce della presenza tra i lavoratori impiegati di due 52enni della provincia di Treviso, attualmente detenuti nel carcere di Treviso in regime di semilibertà, autorizzati a prestare attività lavorativa presso la citata azienda. E sono state ore di tensione, ma la vicenda, fortunatamente, ha avuto un lieto fine. La ragazzina sedicenne scomparsa da Farra di Soligo lo scorso giovedì 25 settembre è stata infatti rintracciata dai carabinieri della stazione di Cison di Valmarino grazie al tracciamento del suo telefono cellulare. La ragazza si trovava alla stazione ferroviaria di Vicenza. È stata avvisata pertanto la polizia ferroviaria di quel capoluogo, che l'ha presa in carico sino all'arrivo dei genitori. Voltiamo pagina. Giornata di festa oggi a Maser per i 100 anni di Alfredo Zecchina, nato il 26 settembre 1925 alla Maddalena e da tempo residente in paese. La ricorrenza è stata celebrata in municipio alla presenza del sindaco Claudia Benedos, che ha consegnato al neocentenario una targa a nome dell'amministrazione comunale, alla presenza del figlio Mirko, di alcuni parenti e amici. La vita di Zecchina, di cui una nonna è vissuta fino a 105 anni, è stata segnata da importanti esperienze, a partire dall'arruolamento a soli 16 anni nella Regia Marina, con la quale prese parte alla difesa del porto di Siracusa imbarcato sulla corazzata Andrea Doria durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo una lunga carriera militare e civile, conclusa come segretario principale dell'ufficio scolastico provinciale di Treviso, nel 1990 il Presidente della Repubblica gli ha persino conferito l'onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.